Aspettiamo. Grandi navi, dopo l'incidente alla Giudecca e le proteste, oggi il sopralluogo del ministro Toninelli che annuncia Chioggia o Lido come alternative, niente Marghera. Incontro del ministro Toninelli con il comitato No Grandi Navi, Tommaso Cacciari, gli abbiamo detto che Chioggia e il Lido non hanno un progetto. Il ministro non incontra il sindaco né Zaia, non importa, risponde Brugnaro, basta che trovi subito soluzioni. Altri due componenti della baby gang che ha seminato il panico tra centro storico e terraferma veneziana sono stati collocati in una comunità. La truffa delle auto di lusso scoperta dalla Guardia di Finanza ha avuto un seguito nelle indagini con l'arresto di altre due persone ritenute i capi. Siamo saliti a bordo del nuovo elicottero delle Fiamme Gialle, può volare di notte e pattugliare così il mare Adriatico. La 14ª edizione di Grigli e Roventi si veste di rosa per sostenere la Lilt e parte del ricavato sarà devoluto alla ricerca contro i tumori femminili. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, quella di oggi è stata la giornata della visita del ministro Toninelli in laguna per affrontare il tema spinoso delle grandi navi dopo l'incidente alla Giudecca e la protesta di migliaia di cittadini nei giorni successivi, il sopralluogo del ministro che ha annunciato Chioggia o il Lido come alternative. Fino ad oggi purtroppo qua a Venezia sulla questione grandi navi esistevano solo alcune idee, non esistevano i progetti. I tecnici hanno filtrato le idee esistenti, hanno scelto quelle che potevano essere soluzioni percorribili e abbiamo questi primi documenti che sono San Nicolò, come vi ho detto, e Chioggia. Li abbiamo perlustrati, ci portiamo a casa questo bagaglio di conoscenze ulteriori perché ritengo sia fondamentale non solo studiare e valutare sulla carta, ma vedere anche visivamente, quindi toccare con mano quelle che sono i siti locali. Al termine del sopralluogo in laguna per verificare la questione del passaggio delle navi da crociera vicino a Bacino San Marco, il ministro Toninelli ha ribadito l'idea di Chioggia e San Nicolò come opzioni, escludendo Marghera e il canale dei Petroli. Non vi nascondo ovviamente che aver visitato la parte del porto di Marghera, che ricorderete tutti era stata definita da tanti, a partire anche dal sindaco Brugnaro, come una soluzione pronta, come un dossier già definito nel cassetto del sottoscritto, non c'era alcun dossier. Però ci sono alcuni dati tecnici che non dico io ma che dicono quelli che lo fanno di mestiere. Arrivando dal canale dei Petroli, una grande nave da crociera, 340 metri e passa, che deve fare un bacino, nel bacino di evoluzione c'è una curvatura tale da poter attraccare in quello che loro ritenevano essere già un progetto esistente, cioè la banchina del nuovo porto crocieristico a Marghera. Ci sono forti criticità e la criticità è la sicurezza. Se a ciò abbino il fatto che nel canale Petroli c'è una viabilità promiscua, cioè o adesso passa una nave petroliera o una nave porta mega container e dopo 5 minuti passa una nave da crociera con a bordo 6-7 mila persone e porto la memoria di quanto accaduto il 2 di giugno con l'incidente che tutti abbiamo visto che solo grazie a Dio non ha portato feriti gravi o morti, io sono preoccupato perché in quella zona, quella è una zona ricchio-seveso, ci sono raffinerie, ci sono stoccaggi di benzine e ci sono petrolchimici. Il ministro non esclude un referendum. Per legge, un decreto del 2018, è necessario per questi tipi di progetti, per questo tipo di cantieri, fare una consultazione pubblica, un dibattito pubblico. E siccome siamo un Movimento 5 Stelle e non vogliamo far calare dall'alto alcuna decisione che venga poi subita dai cittadini che magari volevano avere anche qualche informazione in più, lì gli porteremo tutte le informazioni che ora non avevano e magari si formavano giudizi su dati che non erano scientificamente corretti. E poi magari faremo anche un referendum. I veneziani però stanno aspettando da troppo tempo una soluzione. Troveremo, ed è un altro punto importante, non solo la soluzione definitiva per portarle fuori, ma stiamo cercando di lavorare anche su una soluzione provvisoria per il tempo strettamente necessario a portare definitivamente via dal canale della Giudecca, come tutti, comprese le compagnie crocieristiche, vogliono. Poco dopo l'incontro con la stampa, il ministro Toninelli ha incontrato alcuni esponenti del comitato No Grandi Navi. Sentiamo com'è andata.
Abbiamo consegnato l'ultimo esposto prodotto da Ambiente Venezia e Comitato No Grandi Navi, abbiamo ribadito l'importanza di questa battaglia che va avanti da 7 anni ormai, anzi forse dal settembre del 2011 possiamo dire, e quindi la necessità che la voce del Comitato dei cittadini, delle 10.000 persone che c'erano sabato scorso in manifestazione a Venezia, venga ascoltata e venga presa in considerazione, che è quella che dice uno stop al passaggio delle navi, e quindi speriamo che venga recepita positivamente questa posizione sulla questione dell'applicazione del Clini-Passera. Il ministro Toninelli non ha incontrato il sindaco Brugnaro né il presidente della regione Zaia, ma ha detto sì a un breve incontro con una delegazione del Comitato No Grandi Navi. Una manifestazione, voglio dire, della potenza del corteo di sabato, perché è abbastanza, e ci fa piacere questo, è abbastanza singolare che non incontri Zaia e Brugnaro, ma che scelga invece di incontrare il comitato. L'intenzione è quella di far capire al ministro che serve una soluzione subito, ma soprattutto serve un progetto valido. Il Vittorio Emanuele è una bugia, Marghera è una bugia, non esiste alcun tipo di fattibilità di queste pseudo soluzioni che non sono soluzioni. Chioggia, quando Toninelli dice fuori le navi alla laguna e poi dice Chioggia, noi gli regaleremo una cartina della laguna, perché Chioggia è dentro la laguna, gli diamo questa dritta al ministro. Chioggia non ha un progetto, nessuno, non so voi se l'ha presentato prima in anteprima, ma nessuno ha mai visto un progetto su Chioggia. L'altra cappata del porto in spiaggia San Nicolò, anche quello ha lo stesso valore di una chiacchierata al bar tra due amici che hanno bevuto troppo, perché non è anche questo non ha alcun tipo di valore progettuale, non esiste alcun progetto. L'unica cosa sensata da fare, noi lo ribadiremo così come è stato ribadito da 10.000 persone sabato, avete avuto 6 anni per trovare una soluzione, governi tecnici, governi di destra, governi di sinistra, governi del continuità e del cambiamento, in 6 anni non avete fatto niente, nulla, assolutamente zero. State ancora brancolando nel buio rispetto a quali soluzioni attuare. Intanto il sindaco Brugnaro risponde che non vuole polemizzare sulla visita del ministro Toninelli, ma poi gli chiede di prendere una decisione immediata per una soluzione di emergenza sulle grandi navi. Ho sentito che ha fatto delle dichiarazioni sul fatto che in sostanza qui non ci sarebbe il protocollo fanghi pronto per poter fare i carotaggi. No, il protocollo fanghi c'è, è quello vecchio, è lo stesso che lui utilizzerebbe a Chioggia. Allora, a Chioggia potrebbe lui utilizzare il protocollo vecchio, qui non si può. Non dice il ministro, perché forse non sa, che a Chioggia i fanghi sono almeno 5 volte quelli che ci sono sul Vittorio Emanuele. Non dice il ministro, purtroppo, ed è bene dirlo perché onestà deve essere onestà, non dice che sul Vittorio Emanuele le navi, il 10% delle navi possono passare domani mattina, non serve scavare niente. Perché non lo dice? Ci dia il permesso, noi adesso da domani cominciamo a far passare 2 navi di là. Ha detto che vuole parlare con i cittadini, ma parli con i cittadini con la democrazia. È il suffragio elettorale segreto, per quello si va a votare. Scusate, è un esempio, cioè, stiamo parlando di Costituzione italiana, cioè dall'elicottero, dall'alto, fai fatica a vedere se le bricole sono in marce sotto, ti faccio vedere dove sono i canali, forse la corrente la intuisci meglio se stai in barca, io spengo il motore e ti faccio vedere da che parte va la barca con la corrente, dico io, magari non la conosceva, sai, da Cremona non è che hanno tutta sta laguna e sto mare, io ci vivo da quando sono nato su queste robe qua, ha detto che verrà anche a parlare con me, lo ringrazio, grazie ministro. Ha detto che non i tempi, no, ho letto le dichiarazioni, ho letto bene che i tempi non sono dati, non si sa. E cosa facciamo? Ci teniamo le navi in altri 5-6 anni per sentirci poi i soliti con i cartelli che sono sempre gli stessi, che ci dicono non devono passare, che si mettessero d'accordo? Mi fa solo piacere che sia venuto, veramente piacere. Però vorrei anche che avesse un po' di rispetto dell'intelligenza minima delle persone e che non dicesse sciocchezze. Nessuna polemica, anche se il ministro ha incontrato solo il comitato No Grandi Navi? Credetemi sulla parola, non c'è nessun problema, il ministro incontri chi vuole. Se non intende incontrare il sindaco, perché secondo lui probabilmente non ho le idee che ha lui, cioè probabilmente le analisi che fa è che bisogna parlare con le persone che ti portano al tuo risultato. Complimenti per l'onestà intellettuale. Ma oggi a Venezia, oltre al ministro Toninelli, è arrivato anche il responsabile del Dicastero per il turismo, Gianmarco Centinaio, che ha detto la sua sulla questione grandi navi. Sentiamolo.
Grandi navi a Venezia, sì alla soluzione già approvata dal comitatone. A dirlo è stato il ministro al turismo Gianmarco Centinaio, ospite al Lido di Venezia al convegno promosso da Cassa Depositi e Prestiti e TH Resort sul futuro del turismo in Italia. Si consuma così l'ennesimo strappo nella compagine giallo-verde di governo. Il ministro Centinaio dice cose diverse rispetto a quelle pronunciate nelle stesse ore in Laguna dal collega ministro pentastellato Danilo Toninelli. Il titolare del Dicastero del Turismo sposa il passaggio delle grandi navi per il canale Vittorio Emanuele. Ecco una fotografia sulla situazione del turismo in Italia e sul progetto appena presentato. Si parla di un progetto di turismo di qualità, di livello, imprenditori importanti, TH Resort, Club Med, Cassa Depositi e Prestiti, vuol dire far lavorare, per quanto riguarda la realizzazione di questo progetto, far lavorare tantissime persone e poi a progetto realizzato altrettanti giovani che vogliono fare del turismo la loro professione. Contemporaneamente verrà lanciata la prima università del turismo importante nel nostro paese. Poi il ministro si è espresso sull'autonomia del Veneto. Il turismo è materia esclusiva delle regioni. L'autonomia del Veneto potrà, come quella della Lombardia, visto che io arrivo da Pavia, e quella dell'Emilia, potrà dare, secondo me, una marcia in più alle regioni in modo da permettergli di avere gli strumenti per fornire servizi ulteriori a tutti quei turisti che verranno in questa regione. Perentorio il ministro sulla necessità di arrivare al più presto alla soluzione. Se non si va, si... E questo è già un ultimatum. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla questione grandi navi e passiamo alla cronaca. Continuano le disposizioni a carico dei componenti della baby gang che ha seminato il panico tra centro storico e terraferma veneziana. 2 diciassettenni sono stati collocati in comunità con l'accusa di aver partecipato alle rapine compiute a Venezia. La polizia li ha raggiunti stamattina in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale dei Minori. Il primo episodio risale allo scorso 23 marzo in un locale del Lido avrebbero avvicinato un sedicenne chiedendogli di cambiare una banconota da 20 euro. Quando lui ha estratto il denaro però lo avrebbero minacciato e rapinato dei soldi. Nello stesso episodio era coinvolto anche un maggiorenne colpito da misura restrittiva il 29 maggio. Ad uno dei 2 diciassettenni viene contestata pure la tentata rapina commessa sempre al Lido ai danni di un giovane in febbraio. Prima lo avevano minacciato affermando di avere un coltello, poi l'avevano colpito con un pugno al volto. Parallelamente all'azione investigativa della squadra mobile prosegue quella preventiva della questura. Ieri pomeriggio a Mestre un 18enne con precedenti per furti e rapine è stato raggiunto da un avviso orale del questore. Il ragazzo era coinvolto in passato in altre indagini sempre relative a fenomeni delinquenziali giovanili. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e dopo altre notizie dal veneziano. A tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, cioè la cronaca ad aprire questa seconda parte. La truffa delle auto di lusso scoperta mesi fa dalla Guardia di Finanza ha avuto un seguito nelle indagini con l'arresto di altre 2 persone che vengono considerate i capi dell'organizzazione. Seconda tranche dell'operazione di contrasto alle truffe di auto di lusso iniziata lo scorso febbraio e che aveva portato alla denuncia di 15 persone per truffa e riciclaggio. Le indagini della Guardia di Finanza di Venezia e i Carabinieri di Chioggia hanno portato ad altri 2 arresti, 2 cinquantenni di Jesolo accusati di riciclaggio ritenuti i capi dell'organizzazione dietro al finto concessionario OK Auto. Non se l'aspettavano e ieri Guardia di Finanza di Venezia e Carabinieri di Chioggia hanno arrestato 2 responsabili per reato di riciclaggio e sequestrato loro 400.000 euro, quale provento della truffa nei confronti di una serie di privati i quali si erano recati presso un concessionario per acquistare delle auto di lusso e dopo aver versato degli acconti non hanno visto né le macchine né i soldi. In poco tempo sono state vendute auto di lusso per quasi 400.000 euro, sparite poi nel nulla senza essere consegnate.
che nel giro di poco più di 2 settimane i soggetti avevano trasferito oltre 380.000 euro in conti croati, poi di questi svaniti nel nulla. La concessionaria già da tempo è sparita insieme alle auto. L'inchiesta era partita dopo una serie di denunce da parte di clienti che avevano versato a conti di decine di migliaia di euro per le auto, senza mai vederle. In tutto una cinquantina le persone truffate, soprattutto venete. Faranno richiesta, se c'è capienza sui beni sequestrati potranno avere dietro le loro somme. La Guardia di Finanza raccomanda la massima attenzione. In questi casi bisogna stare attenti, rivolgersi ai concessionari autorizzati, non farsi allettare troppo da un prezzo eccessivamente basso. Va bene il buon affare, ma se questo comincia ad andare fuori dalle logiche di mercato bisogna stare molto attenti, perché molto probabilmente dietro c'è una truffa e quindi in questi casi rivolgersi alle forze dell'ordine. E a proposito di Guardia di Finanza, abbiamo provato il nuovo elicottero in dotazione alle Fiamme Gialle. Siamo a bordo dell'ultimo elicottero arrivato in dotazione alla Guardia di Finanza del Veneto, un modello molto avanzato tecnologicamente, è l'unico di questo tipo nel nord Italia. Stiamo sorvolando Venezia, ma sono soprattutto le sue caratteristiche tecniche che mi consentiranno di volare anche con scarsa visibilità, pensiamo ovviamente alla nebbia, ma anche di notte, e quindi tutti coloro che hanno intenzione di commettere reati di notte perché pensano che nessuno se ne accorga, sono davvero avvisati con questo nuovo elicottero della Guardia di Finanza. Noi riteniamo che la prevenzione sia più importante della repressione, far sapere che da oggi in laguna di notte non si possono più fare impunemente certe cose, quindi c'è un rischio, è sicuramente una grande operazione che stiamo facendo. Si chiama 109 Nexus ed è un elicottero all'avanguardia, è il primo in servizio nell'Italia del Nord e sarà impiegato per il controllo del territorio per prevenire reati ambientali, vista anche la possibilità di volare di notte. Soccorso in mare e soccorso in montagna, perché questo elicottero, non è stato detto nella presentazione, ha un verricello e ha una flessibilità di permanere fermo in aria che è notevole, molto più performante del vecchio NH500. Con una velocità di 300 km all'ora, un'autonomia di oltre 3 ore e quasi 1000 km, composto per 6 passeggeri, pattugliare Veneto, Friuli Venezia Giulia e tutto l'Alto Adriatico sarà molto più facile. È formidabile la collaborazione con gli altri corpi di polizia. Questo mezzo è dotato di uno strumento che consente di trasmettere le informazioni in una sala operativa comune e quindi quando la Guardia di Finanza è in volo potremmo anche supportare e assistere altre forze di polizia che sul territorio dovessero avere bisogno. Intanto con una telecamera speciale che può lavorare anche di notte, riconoscendo obiettivi in movimento e trasmettendo le immagini a una sala operativa a terra che può essere collegata ad altre forze di polizia, questo mezzo sarà un grande valore aggiunto. È un mezzo che si presta a una sinergia operativa con le altre forze di polizia e questo è un altro punto di forza. Non è un caso che la Guardia di Finanza come Polizia del Mare si è dotata di questo mezzo perché consente di integrare il dispositivo di prevenzione del corpo con quello della polizia e dei carabinieri. Intanto godiamoci le immagini girate dall'Alto di Venezia, del Lido, di Piazza San Marco e dell'ingresso in laguna, immagini che colpiscono per il fascino, che danno l'idea della particolarità di questo territorio che va controllato e protetto con tutti i mezzi, anche con un elicottero come questo, che permette perfino di volare con un motore solo in caso di avaria all'altro. Torna l'appuntamento estivo con Griglie e Roventi. La 14ª edizione di Griglie e Roventi si veste di rosa. Pink Edition il 20 luglio in piazza Torino per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Parte del ricavato sarà infatti devoluta all'attività dell'associazione e alla ricerca. È un connubio molto interessante, vuol dire che il messaggio della LILT, prevenire vivere, che la conoscenza aiuta, può passare questo messaggio anche attraverso iniziative e situazioni ludiche come in questo caso, di simpatia, di bella compagnia, quindi un grazie particolare e speciale agli organizzatori di Griglie e Roventi perché portano avanti il nostro messaggio anche attraverso iniziative di questo genere. Il campionato di barbecue più grande d'Europa declinato al femminile, anche se la presidente della giuria, la food blogger Angela Maci, mette i puntini su lei. Devo dire che la griglia è uomo,
dopo tanti anni di griglie roventi devo dire che è più uomo che donna, però ce ne sono sempre di più, ogni anno sono sempre più partecipi e secondo me quest'anno ancora di più con la Pink Edition, anche perché per loro c'è qualcosa in riservo. 14ª edizione, quella curata da Idee Europee, che, dice il responsabile Pier Giorgio Paladin, raccoglie di anno in anno un'adesione sempre più ampia. 200 i maghi della griglia in gara, 100 coppie che cercheranno di superare il livello e, perché no, anche le curiosità della scorsa edizione, come gli insetti grigliati. Iscrizioni dal 17 giugno, per Jesolo un evento che si rinnova e si arricchisce. Siamo molto contenti perché comunque l'idea del barbecue si sposa molto bene con l'idea del mare, quindi con la nostra spiaggia. Ci aspettiamo come sempre tanta ottima carne e soprattutto tanto divertimento, perché i concorrenti ogni anno ci stupiscono in positivo e non vedo l'ora di vedere appunto questa Pink Edition cosa ci svelerà. E con queste belle immagini termina questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, seguiremo in diretta i preparativi e l'inizio del raduno triveneto degli alpini da Tolmezzo, con collegamenti ed interviste. Adesso previsioni del tempo, è davvero tutto, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, l'alta pressione ci regalerà una giornata di sole, ma vediamo il dettaglio di sabato 15 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime roventi tra 28 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno al massimo velato, specie sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, il tempo sarà asciutto e stabile ovunque al mattino, durante le ore pomeridiane non si esclude qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime tra 31 e 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.